Buongiorno, buona domenica, benvenuti da Filippo Alongi, altra mattina di grande sport, altra domenica qui sui nostri schermi, benvenuti per i giovanissimi regionali Under 14, partita valida per la 13ª giornata di questo campionato, Cus Palermo contro Buonpastore, lo scontro diretto che deciderà il secondo posto di questo girone C di Under 14 regionali. Scendono in campo le due squadre, squadra di casa il Cus Palermo in maglia rossa, mentre in maglia bianca e blu sulla nostra destra il Buonpastore, scuola in trasferta a comandare l'ingresso in campo, i due capitani e il direttore di gara. Oggi è segnato il signor Battaglia della sezione di Palermo per gestire questa partita. Sono solo 2 punti di differenza tra le due squadre, 29 per il Cus Palermo, 27 per il Buonpastore. Dopo un'altra vittoria travolgente del Palermo ieri pomeriggio, oggi andrà in atto ciò che sarà lo scontro diretto per restare attaccato al primo posto, ricerca dei 3 punti, ricerca anche dell'occasione in vista dello scontro diretto che ci sarà tra qualche settimana contro il Palermo. Ingresso effettuato, saluto e confronto tra le due formazioni, tra le due rose, tutto pronto per iniziare un altro appuntamento di grande livello qui sui nostri schermi su LTV, la voce del campo, su questa domenica mattina di grande sport. Oggi 3 gare trasmesse in live. Cominciamo ora alle 9:30 con l'Under 14, a seguire 11:45 Under 16 e il Cus Palermo, per chiudere poi la nostra giornata, la nostra domenica di sport alle ore 15:30 con la prima categoria, col Città di Morale che andrà oggi in scena contro il Punto Rosa. Ma ancora è presto per pensarci, siamo al primo di questi 3 appuntamenti di questa nostra domenica sportiva. Cus Palermo contro Buonpastore, un confronto importante per prendere posizione netta in classifica. 11, anzi 10 vittorie e 2 pareggi per il Cus Palermo, lo stesso al netto di una partita in più rispetto al Palermo prima in classifica, mentre all'altro arriva Buonpastore con la sola differenza che ha trovato una sconfitta durante l'arco di questa stagione. Sono numeri incredibili per 3 squadre che stanno comandando questo campionato, questo girone C di Under 14. Oggi in ambiente Cus torna a gravitare Daniele Ferrara, però in maglia Buonpastore oggi, insieme a me, nel 2004 del Cus Palermo. Io sono fuori dal campo, deve essere sempre dentro. Noi però ci concentreremo sulla partita, cioè che sarà questo scontro. Potete sentire come sulle tribune, nonostante l'orario mattutino sia pienamente carico l'entusiasmo sugli spalti. Qui altro cerchio, pronti per iniziare. Riti prepartita per una gara fondamentale per il cammino di questa stagione. No, siccome stavano chiudendo non è giusto. Cinè, tuo padre 50 euro pronti! Entriamo in assetto gara, facciamo partire il tutto, è tutto pronto per iniziare. Teniamo sotto il fischio d'inizio da parte del direttore di gara, del signor Battaglia. Al solito in panchina per il Cus Davide Adevola, mentre il Buonpastore Salvatore Cirincione. È tutto pronto per iniziare l'ultimo confronto tra Adevola e Buonpastore, finito per 5-0 in favore del Cus, ma con il gruppo Under 17 Elite. Questo è un altro campionato, un altro gruppo, un altro rosa, 2 cammini differenti, quindi tutto da vivere per questa domenica mattina. Vi invito prima di iniziare a lasciare un like a questa diretta, il metodo di supporto più diretto e gratuito per supportare attivamente il nostro progetto, fornendo servizi di continua qualità elevata. 2 tempi da 35, come prevede il regolamento in categoria Under 14. Fischia il signor Battaglia, si comincia per questi primi 35 di gioco. Ricordo Buonpastore in maglia bianca e blu, formazione ospite, Cus Palermo squadra di casa in maglia rossa, e si gioca, sono cominciati i 35. Primo pallone, prima gestione per la squadra di casa dalla parte numero 11 Sorrentino. Qui il primo pallone invece per il Buonpastore che recupera questa palla con Scianna. Gestisce il Cus H. Provano ad andare sulle fasce di destra. Ora arrivano 2 partite importanti, questa per la partita di casalinghe e questa è quella con il Palermo che sarà la prossima in casa. Gestione della Cus, Cinefra, bene, sterza, rientra, si ritorna dalle parti delle 4, Monterosso gioca in mezzo con Sorrentino che riesce perché può ottenere questa palla, gestirla lì dietro dalle parti di Gioacchino La Barbera. Sbagliando il tocco, pallone che ritorna buono per il Buonpastore.
che analizzando anche la società, il buon pastore, il cammino che sta permettendo ai suoi, però occhio perché Pollara calcio da fuori, viene ribattuta bene, diciamo, il cammino che sta portando in avanti la società con il buon pastore che trova nei giri under 15 elite, di under 17 elite, squadre sotto età, quindi questi ragazzi che potrebbero giocare tranquillamente nell'under 15, mentre nell'under 14 lancia veramente nel campo in questo periodo, quest'anno di formazione in vista di una stagione importante l'anno prossimo. Ormai questo è il movimento, l'indirizzo per cui si stanno muovendo in società. Calcio di Cile, buon pastore, su cui sta portando i suoi frutti nonostante le classifiche difficili dei ragazzi di Under 15 Elite e nel 17, ma che trovano una grande crescita, una grande exploit sull'anno successivo. Contesto vinto qui da parte di Nicolò Brunetti, rimessa dalla che sarà per il Cus Palermo lungo il lato opposto delle nostre inquadrature. Palla 10, Pollara cerca di mettersi in proprio, porta a fare la palla fuori dopo un tocco avversario, rimessa laterale che sarà ancora per il Cus Palermo. H è l'ultimo uomo, riesce a orientare bene il controllo e portare in avanti. Deviazione avversaria, palla che rimbalza verso Cinefra, che prova a scattare ancora. Ci prova Cinefra, sempre ad approfittarne della grande stazza fisica, della grande corsa. Sono chiaramente fattori da tenere d'occhio e da valutare, soprattutto come fa lui in questi campionati. Ricordo Under 14, il primo anno che si affacciano già nel calcio dei grandi e ci sono profili interessanti da tenere d'occhio. Di questo non può essere che sicuramente come il Cinefra. Gestione giro palla. Sorrentino la tiene, lascia bene, passa sui lati. Sorrentino dentro, Pollara chiusa il contrasto, ottimo intervento difensivo su Biagio Pollara. E il buon pastore torna colpone tra i piedi provando l'uscita dal basso. Cinefra oppure Spalma ha avuto la maglia il Cus, ancora Cinefra aggredisce, strappa il pallone. Samuele Cinefra cross in mezzo, cercando Biagio Pollara, di testa lo scarico. La Sorrentina in mezzo a 4 maglie avversarie, finisce a perdere, a regalare agli avversari con ora una gestione di Scianna dedicata a far salire i suoi di baricentro in mezzo al campo. Cinefra ancora, altro recupero Cus. Palla tolta di testa, Cinefra. Prima di lui Monterosso però. Scaccianoce un po' incerto, Cinefra aggredisce, va a prendere anche questo pallone. Cinefra va dentro. Alla ricerca di Pollara, raddoppiato. E blocca bene così l'estremo difensore del buon pastore. Gestione giro palla per il Cus Palermo ora. H pronto a giocare in avanti verso Monterosso, chiamato all'impostazione, oggi messo ancora confermato playmaker da mister Davide Adeola. Quello che passa il gioco e detta i tempi del giro palla delle Cus. La Barbera prova ad aprire sui lati, riesce ad uscire bene così Sorrentino, Pollara ancora scarica e gestione delle parti di Zucchero. Monterosso tenta di verticalizzare cercando il terzo uomo, Cinefra in avanti, entra e ritrova il posto del buon pastore che spazza via, non sente di tenere lì sulla pressione attenta, fin qui 4,30 più di Cus Palermo, ma tanta gestione, ora prova il primo strappo così il buon pastore, Monterosso in sé che porta poi all'11, viene messo giù Ettore Spalma, viene messo giù dall'intervento di Monterosso, qualche trattenuta forse giudicata irregolare dall'arbitro, arriva la prima chiamata, il primo impegno per mister Battaglia che deve fermare il gioco a segnare questo calcio di punizione per il buon pastore. Calcio, menzione buon pastore. Si presenta a battere il maglia numero 2 Antonino Cottone. Fischia l'arbitro Cottone. Andare con le destre, cercare l'area. Trova la testa di Monterosso. Ora scacciano. C'è l'uomo dietro da prendere forte. L'intervento pure sul pallone. Buon recupero, buon pastore. Ancora all'11 la palla. Spalma gioca dal 9 mentre scivola bene H. Scivola sul pallone qui. Chiude H. Chiude sull'attaccante avversario su Federico Piascianna. Zucchero. Palla lanciata verso l'area di rigore, non riesce a trovare quanto desiderava qui Antonino Cottone. Soltanto un rinvio al fondo servito per il Cus delle parti di Simone Garofalo. Monterosso H.
Gestione Ferraro, apre tutta a sinistra dalle parti di La Barbera. Con i compagni lungo linea, cercata subito la prima spinta dalle parti di Giorgio Tutone. Che resta ancora lì, Tutone vuole accendersi, sterza, viene messo giù, dopo il numero. Fermato Tutone con fallo, calcio di punizione per il Cus Palermo. Fallo su Tutone, calcio di punizione per il Cus davanti la panchina ospitante, la panchina di mister Cirrincione. Ona. Quindi vediamo che andrà a battere, c'è Zucchero sul pallone, palla concessa a un compagno però. Sembra essere La Barbera lì sulla palla, anche Tutone. In attesa del fischio del signor Battaglia, a battere Tutone, quello che si è procurato questo fallo. Ma anche un compagno vicino lì fuori dal campo della tecnica del buon pastore. Tutone gioca corto dietro sullo scarico da Monterosso, che può andare in aria, poi la deviata, Scaccianoce non arriva, lontana via qui Spalma, diciamo non gestita perfettamente. Sicuramente questo calcio di punizione ritorna di recupero per il Cus questa palla, cercando una soluzione un po' forzata. Ferraro regala per il buon pastore Corea, viene incaricato di gestire. Contreras dietro sul passo successivo se la perde, però la squadra di maglia bianca e blu, e quindi ancora pallone per il Cus. Zucchero tenta di andare a sinistra, torna bene a recuperare Enison. Il Cus da lì dietro ricomincia con H. Cinefra corto, H la tiene troppo. Oggi prestato a ruolo di terzino. H o ruolo di braccetto, vedremo come si sistemerà bene la difesa delle Cus. È anche un rischio, soprattutto perché H è un giocatore a cui piace correre, sgaloppare sulle fasce, invece il dribbling, quindi bisogna entrare bene e mentalizzarsi in quel ruolo, mantenendo la palla il meno possibile tra i piedi. Monterosso riesce a indirizzare verso Riccardo Scaccianoce, nuova giocata, ora pensa a un'altra. Arriva il recupero difensivo per mettere la palla fuori da parte di Salvatore Puccio, che recupera, rimessa laterale che sarà per il Cus. Pollara contenuto alle spalle da Cottone. Pollara sulla linea laterale. L'ultimo tocco è stato del buon pastore, toccato per l'ultimo Cottone, rimessa col calcio d'angolo che indica l'arbitro, la rimessa laterale che sarà per il Cus, con Cinefra pronto a mettere in gioco. Cinefra, Pollara prova a indirizzare dentro l'area, viene richiesto un tocco con le mani in aria, l'arbitro battaglia di un'opinione differente, lascia proseguire il gioco. Monterosso calcio, un po' debole il tiro, ci ha provato Monterosso, prova a scaldare i guanti a Francesco Curreri, blocca senza dubbi l'estremo difensore del buon pastore. Testa. La Barbera prende solo posizione, non prende il pallone, l'arbitro però fa cenno all'attaccante di rialzarsi, nonostante la botta accusata alle spalle. A cavolo, ma a terra può mettere la palla fuori, infatti viene invitato a mettere la palla in tale direzione per verificare le condizioni dell'avversario dopo lo scontro con la Barbera. Liberato. Si rialza ora Scianna. Sarà rimessa da primo pastore che riconsegna la palla al Cus. Siamo al decimo intanto del primo tempo, primi 10 di questi 35, 25 allo scadere della preparazione di gara. Sarà rimessa la tale per il primo pastore che riconsegna la palla al Cus. Cottone riconsegna ad H, che può tornare dal portiere, quindi Garofalo. H si apre sull'ampiezza Cinefra, si ritorna in mezzo, Ferraro distende ora il possesso sul lato di sinistra per il Cus Palermo, pronto ancora a giocare con la palla a tre piedi. Tutone con Sorrentino, il doppio scambio 3-2, l'ultimo tocco è stato da parte del giocatore maglia bianca e blu, è rimessa laterale per il Cus in attesa dell'arrivo della prima occasione a gol. Tanto possesso, si fatica ancora a entrare dentro l'area di rigore per cercare la prima inclusione, per impensierire uno dei due portieri. In cui 10 minuti, 11 minuti di alto possesso per il Cus Palermo.
in attesa di catalizzare l'occasione in avanti. Anticipo forte, palla spazzata via. Fin qui dà priorità ad alzare il fortino il buon pastore. Ferrero H. Ferraro H. Poi palla verso Scaccianoce, disturba l'uomo di sopra, palla allontanata lungo i lati, Cinefra attende, la palla resta ancora dalle parti dell'Unici che deve intanto lottare con Scaccianoce. Alla meglio spalma contro Cinefra, gliela recupera bene Samuele Cinefra senza fallo, con libertà di spingere lungo i lati di destra, soltanto la pressione del set su di lui. Puccio Cinefra, passa Cinefra ancora, resiste agli urti, altro sterzo per metterla in mezzo, alla ricerca di Pollara, anticipato sul colpo di testa, riesce a recuperare Nicola Brunetti che allontana, ma il Custer ritrova subito dopo con la calamita sul pallone. Rimessa laterale per il buon pastore, ha toccato per l'ultimo tutone, data dal direttore di gara. Muoviti, muoviti. Rimessa buon pastore. Chiude bene la Barbera. Zucchero e ora H sul recupero in mezzo al campo dell'Ecus. Ferraro gioca della Barbera e giro palla ancora mentre sale un qualche metro con la palla al piede il difensore numero 3 del Cus. Giocata tentata, riesce a trovare la parte di Pollara che calcia in porta, arriva la parata sicura da parte di Correri, prova Pollara a già prendere confidenza e misure con la porta avversaria, trova questa volta la parata da parte di Correri senza troppo impegno, comincia già a prendere confidenza con i pali, uno che il gol lo sente. Spalma verso Puccio, cambia tutto, arriva prima però la Barbera sull'anticipo delle parti del 14. Zucchero, Monterosso, Scaccianoci di prima, palla un po' debole ma arriva comunque la Cinefra che è bravo a rimediare e tenere bene questa palla. Monterosso libero, sbaglia la misura sul passaggio, ritorna da H cercando di prendersi il centro del campo. Tutone, basta per ricevere questo pallone e dare problemi alla difesa avversaria, filtrando in mezzo, scarico di prima, Zucchero da Pollara, anticipata forte, ottimo l'intervento sicuro di Tarantino, la palla resta ancora lì contesa con Pollara che se la va a riprendere. Viaggio Pollara contro Messina, l'ultimo tocco è stato di Pollara, secondo il direttore di gara che assegna un rinvio dal fondo, ha visto l'ultimo tocco rosso, un signor battaglia qui, non calcio d'angolo, sarà rinvio dal portiere quindi. Nuovamente il Cus. H. La mantiene lui H con a destra Cinefra, centralmente c'è Scaccianoce, arriva una prima deviazione di un giocatore ospite per la rimessa della cazzata per la squadra di casa, per il Cus Palermo. Pollara anticipato, un po' frettoloso, qui Cinefra la tiene ancora il Cus. Sventagliando, prendendo l'ampiezza opposta sui lati di sinistra. Tutone, ottimo il controllo, prova a restare all'entrata di rigore, palla che poi rimbalza, rimpalla via. Un pastore che allontana, ma la ritrova subito dopo il Cus come già fatto in questi primi 15. Tanto il Cus Palermo in attesa, il buon pastore resta lì cercando di ripartire col controllo e questa è la prima chiave tattica di questa partita. Il Cus è più all'attacco, più con la palla tra i piedi, il buon pastore paziente, accetta e prova a rispondere, H tanto fa lo stesso. Scaccianoce cercando Pollara, trova recupera dietro, poi serie di contatti fallosa ai danni di Mazzola che viene fermato con un fallo. Calcio di punizione per il buon pastore, primo quarto d'ora di gara che va, mancano 20 alla fine del primo tempo, 0-0 in questo scontro diretto per il secondo posto, per andare in solitaria al secondo posto. Sono 2 punti di differenza tra le due squadre come abbiamo già detto, per restare attaccati al Palermo in vetta alla classifica ancora. Gioco di squadra. Lancia davanti il nuovo pastore, H di testa e poi il numero di Zucchero per andare ancora in avanti su una palla sporcata un'altra volta, su un gran lavoro di interdizione sulla mediana del buon pastore. La Barbera allo scarico disponibile al portiere, si ritorna, si ricomincia dalle parti di Garofalo che la rende indietro da chi gliel'ha servita. Ferraro H, Cinefra disponibile largo, ora sale, si gioca prima in mezzo da Monterosso che guarda Cinefra, gioca su quel lato ma non da lui ma dalle parti di H.
Anticipo del buon pastore. Allontana lungo i lati. Qui Ennison, non trovando i suoi compagni, sono andati rimessa dalla Pericus. In quest'ultimo minuto si è un po' abbassato. Mezzo al campo, tenendo però ancora il pallone tra i piedi. Ferraro. Sarà una partita dura da sbloccare. Tutta viva ancora sullo 0-0 in questo big match di giornata, big match di cartello di questo girone. Ora cercare Sorrentino, è disponibile così il 10. Pollara mantiene, poi sbaglia sul tocco, passaggio errato troppo sull'avversario mentre prova a ripartire il buon pastore, non riesce su questo controllo errato, non riesce a tenere dopo un tocco di Sciana che risulta buono solo per il recupero dell'Ecus. H Monterosso, a destra sale Cinefra, si verticalizza da Pollara che lascia di prima su uno scarico poco pulito e recupera il servizio del buon pastore che va giù senza fallo. Entra giù senza fallo qui. Spalma. La palla arriva a Pollara che imbuca dentro a cercare Monterosso. Non si intendono i due. La palla era troppo interna rispetto alla richiesta di Monterosso. La palla torna al portiere. Ritorna dalle parti di Curreri. Testa. Ferraro rischia un intervento un po' superficiale. Garofalo. Gestione Cus Palermo quando siamo all'esatta metà di questo primo tempo di gioco, 17:30 dei 35 più eventuale recupero. 0-0 fin qui parità ad inviolate sull'alba di un'ottima gara che ci terrà attaccati sugli schermi per questi 70 minuti di gioco. Alla schermata il contatto è duro in mezzo al campo, Monterosso contro Puccio, fallo commesso proprio da Monterosso ai danni del 7 del buon pastore Puccio e calcio di punizione per il buon pastore. Sul nuovo possesso lì dove se la va a prendere Antonino Cottone lasciando la battuta al suo compagno e capitano in maglia numero 4 Francesco Tarantino. Lancia lungo Tarantino, troppo lungo da non può arrivare nessuno ai suoi. Alla che risulta solo buona per il recupero del Cus che ricomincia da un rinvio al fondo dal suo estremo difensore Garofalo. Garofalo Ferraro. La Barbera disponibile sui lati per salire e giocare lungo linea. Di prima Sorrentino va a trovare bene Zucchero che è a campo per andare mentre aspetta il capitano avversario. Palla fuori misura per Scaccianosi, ci cade di più Cinefra che entra in aria. Cinefra, murato sul tiro. La palla ritorna dalle parti dell'11. Spalma che cerca una palla quasi alla cieca, cercando di innescare la corsa del tuo centravanti. Non trovato qui Shan, rimessa laterale per il Cus. La Barbera cerca in mezzo così Zucchero mentre si destreggia in mezzo al campo. Zucchero contro l'avversario, contatti le due trattenute tra l'8 e il 10. Commette fallo secondo l'arbitro Nicolas Contreras. No, commette fallo Zucchero ai danni di Nicolas Contreras. Indica l'arbitro un calcio di punizione per il buon pastore. Fallo commesso ai danni di Contreras, fallo commesso da Zucchero. Quando siamo al 20°, un quarto d'ora alla fine di questo primo tempo di gioco. Avete volta qualcosa da dire ai giocatori del Cus? Sembra essere arrivato un giallo. Ci siamo persi però. È arrivato un giallo. Mentre si è rete giallo per Zucchero, ammonizione per proteste. E dare il numero 8 del Cus. Monterosso a contrasto, recupera così il pallone lui. Monterosso la tiene, scatta Pollara sul filtrante, la palla verso il Biagio Pollara, a fare il centro avanti solo, Pollara incrocia Curreri, primo intervento del buon pastore, primo squillo di Biagio Pollara, il Cus si presenta in avanti col primo intervento da gol da Pollara a Curreri. Prima occasione nitida da gol
Rimessa laterale per il Buon Pastore, nonostante la ribattuta del portiere ospite. Tutone, chiuso, Monterosso la tiene, cerca Zucca, la palla arriva a Giorgio Tutone, il 7 maglia rossa. Tutone. C'è Monterosso solo, Zuccaro, gran controllo, manda fuori tempo l'avversario, la palla arriva a Scaccianoce. Poi Monterosso, calcio da fuori, buona l'idea, va largo e rinvio dal fondo per il Buon Pastore. Qualcuno che cerca di affondare i primi colpi, primo intervento nitido da gol di Pollare, prima parata salva risultato di Curreri. Curreri fuori misura, Tutone prova una gran giocata, prova a orientare il controllo, non riesce questa volta. Ora Puccio, H, Scaccianoce alla ricerca dell'aggancio, sostituisce un difensore, si accontenta della rimessa laterale Scaccianoce, rimessa laterale Cus. Cinefra Monterosso, gioca a ritmi alti in questa via di gara per cercare il gol che sbloccherebbe questa gara, indirizzandola nella direzione ben definita. Tutone, traversone in mezzo, di testa il capitano Tarantina da lontano dall'aria. Vai, chiudi! Scarica il 7, Puccio, in mezzo al campo, apre, vuole l'ampiezza, lì però c'è Tutone che riglia alle spalle di Brunetti, l'ultimo tocco è stato di Giorgio Tutone, la rimessa laterale per il Buon Pastore. Non sfruttata però questa rimessa, risulta quasi un regalo per il Cus che ritorna a gestire sulla prima mediana, ritornando dietro in difesa. H, imposto dal basso il Cus Palermo, come chiede Davide Adeola. La Barbera trova bene Tutone, controllo, la tiene, si guarda intorno mentre la richiede Zuccaro sull'arrivo, si ricomincia dall'aiuto di La Barbera e ora H sull'altro lato, altro sventaglio, altro cambio, fronte di gioco del Cus. H vorrebbe andare dalle parti di Pollare, la palla viene ribattuta a Buon Pastore ma resta ancora Cus. Sorrentino chiude Puccio, la palla arriva al 9, arriva dalle parti del centravanti Scianna del Buon Pastore, a caso di lui recupera ancora però Buon Pastore, recupero lungo i lati dell'11. Da spalma a Puccio, resiste Monterosso, serie di contatti su di lui. L'arbitro lascia proseguire il gioco, non c'è fallo. E quindi è pronto Scaccianoce a cercare Zuccaro che salta il primo. Zuccaro ci prova ancora, in arriva Pollara, deviazione, la palla non è uscita, Curreri la tiene in campo. La tiene in campo Curreri secondo il signor Battaglia. E lancia in avanti. Ferraro, Monterosso, la terra, prova a rimediare. Un primo controllo un po' incerto, commette fallo su Puccio, calcio di punizione per il Buon Pastore, con Ferraro che va a protestare con Battaglia. Sono il capitano sia Pollare, di quello che arriva lui. Calcio di punizione per il Buon Pastore. Richiede spiegazioni Pollare forse sulla dinamica del calcio d'angolo non concesso. Calcio di punizione per il Buon Pastore, fallo commesso da Monterosso. Basta, Stai dicendo? Questo vantaggio poi figo quando finisce la facciata del gioco. Che bei sta poi. Signori, guardiamo le mani! Lungo Tarantino, troppo lungo, palla buona solo per Garofalo. Mentre ringrazio con piacere per i saluti mandati sulla chat, ringrazio Alessandro Corona per i saluti inviati nei commenti, vi invito a supportare questa live lasciando un mi piace, il metodo di supporto più diretto e gratuito per supportare il nostro progetto. Vi invito anche nei commenti a scrivere il vostro pronostico e dirmi come potrà terminare questa partita. Vedo circa 40 giocatori collegati la domenica mattina, sono molto contento di questo, che ha contato è calcio di rigore. E calcio di rigore, fallo su Giorgio Tutone, calcio di rigore per il Cus Palermo. Tutone entra in aria, copre il pallone con il corpo, cerca il contatto e lo trova. Cus Palermo 0, Buon Pastore 0, ma arriva la prima occasione per cambiare questo risultato a 10 dalla fine del primo tempo. Calcio di rigore per il Cus. Sarà da prendere Pollara contro Curreri, ci sono sfidati qualche minuto fa, forse qualche dialogo tra i due. Sarei curioso di sapere cosa
si dicono dentro il campo, un po' di trash talk, un Corriere che prova a destabilizzare Biagio Pollara, fischia l'arbitro, può andare in 10, rincorsa corta, qualche passetto è pronto a calciare, non troppo corta. Parte Pollara, riesce a mandare fuori il tempo il portiere, ha segnato il CUS Palermo 0, Buon Pastore 1, l'ha sbloccata Biagio Pollara, io lo so cosa sta facendo, eccolo anche lui, alla Cucù, segna Pollara, segna il CUS Palermo 1-0, sblocca questo big match, forse anche con un po' di fatica nel gonfiarlo. Ecco ce la fa, ha segnato Biagio Pollara ed è 1-0 per il CUS, anche lui l'ha sbloccato il CUS dagli 11 metri. Una 0 CUS Palermo coglie frutti di un ottimo primo tempo. Dopo 27 minuti il CUS lo fa su un calcio di rigore procurato da Totone e realizzato da Biagio Pollara. Il CUS è avanti, il CUS sblocca la partita dopo 26 minuti di partita. Ora può condurre con un gol avanti e con più sicurezza, consapevole del Buon Pastore. Non potrà mantenere questa compattezza di 28 la partita, bisogna anche sbilanciarsi per cercare di riportarla in parità dal lato della squadra ospite. Cinefra, ma il CUS ha approcciato la gara con voglia di trovare subito il gol, l'ha fatto dopo 26 minuti sulla rete del capitano dal dischietto. Il Garofalo ritorna da qua. Sale a K, può prendere qualche altro metro, ribattuta da parte di Puccio, che riesce ad andare sul pallone, la palla arriva per Samuele Cinefra, filtrando in mezzo la Scaccianoce, ripiega per prendersi questa palla. Scaccianoce, Sorrentino ancora lottando per il pallone da terra, ci prova Sorrentino, arrivare per il recupero da parte di Ellison e poi di Puccio. Con un po' di rischio in fase d'uscita ritorna la palla al CUS. Scaccianoce, Ellison un'altra volta, allontana sui lati, rimessa laterale per il CUS Palermo. Tranquillo, Cina. Battere a K. Sbaglia qui a K, sul metterla in gioco, ha toccato per ultimo Monterosso, non Puccio. Rimessa Buon Pastore. Lascia la palla. Adesso per il Buon Pastore. Batterà Cottone. Lungolinea, H di testa colpisce, Cinefra riesce a mettere giù. Lungo i lati, Cinefra prova un'altra corsa, ancora riesce a passare. La vorrebbe scacciare sulla profondità. Cinefra tenta di andare proprio in quella direzione. Palla difficile sulla lettura di Scaccione che la poteva forse era su terra. Sullo scatto, la palla torna sul recupero del Buon Pastore, lanciando lungo da Curreri. Alla Barbera che torna dietro da K. H Ferraro. La Barbera ora. Ci avviciniamo negli ultimi 5 di questo primo tempo, 5 e qualche secondo in più, 1-0 per il CUS e Pollara l'ha sbloccata. Eccolo qui il 10. Biagio Pollara in buca dentro, gran palla per Zuccaro, contenuto dall'uscita di Curreri. Sicuro intervento in presa da parte dell'esterno di Buon Pastore. Quello che ti aveva chiesto poco fa informazioni. Rimessa dalle Buon Pastore, 30° sul cronometro. Siamo alla mezz'ora di gioco. Si torna a giocare in mezzo al campo. Zucchero ha avuto sul primo intervento, tenta di mantenerla ancora con la palla tra i piedi Scianna. Tutone, giocatore che si è procurato di calcio di rigore, ancora bene in partita Giorgio Tutone. Imbucando verticalmente a cercare Pollara, su di lui arriva l'anticipo forte da parte di Tarantino che non se la sente di rischiare, concede una rimessa laterale per il CUS. Rimessa CUS Palermo, mezz'ora di gara, 4:30 al 35°, più Ventole recupero, quando l'arbitro dovrà ritenere opportuno assegnare minuti extra, in cui nessuna perdita di tempo particolare, gioco fluido, scorrevole, un Buon Pastore che attende, il momento giusto per ripartire, fin qui Garofalo
indisturbato l'estremo difensore del Cus. L'ultimo a toccare proprio nella maglia rossa, rimessa con le mani che sarà per la squadra di maglia bianca e blu, la squadra ospite del Buon Pastore. Contreras dietro, cercando un'altra volta di verticalizzare al centravanti Scianna. Il recupero viene servito ancora per il Cus Palermo. Monterosso, Pollara difende, scaricando con la sponda verso il numero 8 Zuccaro, l'unico ammonito di questo primo tempo per le proteste nei confronti del direttore di gara, il signor Battaglia. Giorgio Tutone rientrava su quella ancora, Tutone, il numero cerca di mantenere in campo e ci riesce. Tutone si accende per entrare poi in aria, palla sulla linea di fondo, messo giù, vuole un altro contatto falloso, questa volta forse lo cerca in maniera troppo plateale, l'arbitro lascia proseguire il gioco. Gestione ancora Sorrentino Pollara giocando sulla tre quarti, la palla ritorna dalle parti del 4, Monterosso calcia in porta, arriva la presa sicura da parte di Curreri su questo tiro tentato da Monterosso e non è la prima volta che cerca di effettuare, di attuare questa dinamica. Questa volta trova una parata sicura di Curreri. Occhio, il rischio qui nel colpire Spalma. Si sgancia Ferraro, la palla torna a Spalma, scarico di primo dal 7, Puccio prova l'imbucata sul lato opposto rispetto al movimento richiesto da Federico Pioscianna. Si riprende la Garofalo che può ancora bloccare con le mani e attende la pressione. Blocca ora su Scianna, sull'arrivo di Scianna. Monterosso gioca in avanti, Scaccianoce, controllo errato, Pollara va a mettere pressione, Buon Pastore ora prova a giocare in questi minuti finali del primo tempo per portarsi in avanti, cerca la risposta prima dell'intervallo dalle parti del numero 11 Ettore Spalma. Spalma contro H è contrasto, vinto dal numero 2 del Cus, poi se la porta fuori Cottone, poteva anche accompagnarla fuori, preferito forse velocizzare, era uscita, è corretta la scelta dell'arbitro, del signor Battaglia. Cinefra, Pollara con Anison alle spalle. Biagio Pollara vuole girarsi però, serie di finte sul pallone, non può girarsi ancora e quindi deve far girare il pallone, lo fa dalle parti opposte, deve si trovare pronta, disponibile la Barbera per far salire i suoi. Tutone. Scaccianoce, se la perde su un altro controllo, difficile. Ritorna a riprendere la Barbera. E lancia all'aria, Pollara del primo sull'anticipo. L'arbitro per alza il braccio, c'è fuori gioco. Secondo il signor Battaglia, rete che non viene convalidata, si resta sull'1-0. Pollara era partito oltre, secondo l'arbitro. Ottima l'imbucata, ottima l'andata di pre-intenzione Pollara, ma la rete non viene convalidata. Si resta sull'1-0. Ancora Pollara, un altro strappo, un altro squillo di Biagio Pollara, che di prima intenzione aveva fatto secco Curreri, ma era partito oltre, secondo il signor Battaglia. Ottima la palla, ottima la finalizzazione, meno la posizione di partenza. 1-0 ancora, quando manca un minuto alla fine di questo primo tempo regolamentare. Recupera. Sempre, non vi fermate, sempre. Gestione palleggio Buon Pastore. In attesa di un eventuale recupero, se verrà assegnato. Intanto ne continuiamo fino al 35. Con il regolamento. Cottone. Cinefra. Fine lui, torna da H per poi provare lo scarico dal portiere. Si ricomincia le parti di Garofalo, siamo quasi al 35. L'arbitro dà un'occhiata al cronometro. Forse non sembra essere una direzione di assegnare un recupero, comunque recupero abbondante. Porta palla ancora Ferraro, oltre la metà campo, verticalizza alle porte di Zuccaro, con Scaccianoce che si fa vedere. Scaccianoce non arriva ad essere servito. Il Buon Pastore torna a ripetere, a recuperare. Cinefra sullo strappo ancora il pallone. Scaccianoce inseguito da Spalma. Ettore Spalma ancora. Porta lui, gioca in avanti, tenta lo scarico dalle parti di Scianna che non arriva a essere servito e Pollara la fa sparire nello stretto. Ritornando dietro da H. 2 di recupero, assegna l'arbitro. Si giocherà quindi fino al 37. 2 minuti d'extra time assegnati al direttore di gara. Contreras, bene il far correre così il compagno sui lati. Brunetti contro Ferraro. L'ultimo tocco è stato
di Ferraro, rimessa laterale per il Cus, ha attaccato per l'ultimo Brunetti secondo l'arbitro, rimessa laterale per il Cus Palermo. Tranquillo. Rimessa Cus ancora, mentre va via il primo di recupero. Monterosso gioca con H che sale sotto le nostre postazioni. Cinefra Vai Bia. lanciando verso l'area, cercando Pollara solo in mezzo a tre maglie avversarie. Pollara però mette giù, tornando fuori dall'area Sorrentino sterza, vuole lo spazio per andare verso la porta, viene intanto andato a contatto, ma la mantiene ancora la squadra di casa. La Barbera dentro Pollara, questa volta non glielo può levare nessuno, la Barbera in buco dentro e Pollara mette il +2 prima di andare nei spogliatoi. Biagio Pollara segna la doppietta da capitano vero, prende la squadra, se la porta sulle spalle, la porta al 2-0, la doppietta di Biagio Pollara, il Cus Palermo ha raddoppiato prima di andare nei spogliatoi. 2-0 per il Cus, 2-0 Cus Palermo. Cus Palermo 2. Buon Pastore 0, la Barbera lancia, Pollara finalizza, ancora un tocco, poco fa non gli era stato concesso, convalidato, non convalidato il suo gol, molto simile, se non dire identico. E 2-0 per il Cus, perfetto, freddo, gelido sotto porta. Cus Palermo sopra di 2, dopo un primo tempo di assoluto possesso del gioco, del pallino del gioco. Come Pastore in attesa, spalma, viene fermato senza fallo, poi accapassa pure sul Puccio, cercando un'imbucata la Pollara, palla che rimbalza da Scaccianoce, il calcio d'angolo gli va bene, se l'arbitro glielo concede, infatti fischia due volte, squadra negli spogliatoi, il Cus Palermo approccia alla grande per affondare i primi colpi sulla partita, Pollara ne fa 2 e trova il 2-0 all'intervallo, Cus Palermo 2, Buon Pastore 0, ci sentiamo tra qualche minuto, appena riprenderà il secondo tempo di gara.
Pronti per riprendere, diciamo, lasciati qualche minuto fa sul 2-0 del Cus Palermo che si va a prendere momentaneamente il primato in vetta della classifica a pari punti con il Palermo. 2-0 Cus, doppietta di Pollara su rigore, su assistire la Barbera nei primi 35. Comincia il secondo tempo di gara, ufficializza la ripresa il signor Battaglia, come già detto designato per la partita di oggi da Palermo. Con un pastore che ha aspettato il Cus travolgente già dal primo tempo di gara. Nessuna occasione a gol del Buon al primo tempo, ora prova secondo ad entrare in partita. Ricordo 6-0 all'andata per il Cus che si giocherà il primo posto in classifica settimana prossima, qui in casa, nella seconda consecutiva in casa contro il Palermo. Quindi diciamo in 2 partite si gioca il campionato, la squadra di mister Adeola. Fallo commesso danni di Spalma, calcio di punizione che sarà per il Buon Pastore. Un'ottima mozzarella per andare in porta. Vediamo chi si presenta per battere questo calcio di punizione. Quattro in barriera richiesti da Garofalo. Mentre fischia l'arbitro. Destro cercato verso la porta. Bene qui in 2 tempi Garofalo a neutralizzare la conclusione avversaria. Ora occhio al contropiede. Ha provato a scardinare su calcio di punizione. Qui Contreras trova una buona e semplice intervento da parte dell'estremo difensore Garofalo. Scaccianoce, anzi Monterosso, guardatemi, inciampa su questo primo controllo. Lotta ancora per tenerla. Monterosso commette fallo, utilizza troppo le braccia secondo il signor Battaglia. Calcio di punizione per il Buon Pastore. Calcio di punizione Buon Pastore, fallo commesso da Monterosso. Buon Pastore che sembra cominciare questo secondo tempo nettamente in maniera più offensiva rispetto al primo. Ci sono da recuperare 2 gol su un primo tempo approcciato alla grande dal Cus, su uno splendido Pollara che regala 2 gol di vantaggio alle Cus. Va Garofalo. Vai avanti. Anticipo di Ellison, la palla arriva ancora a cercare il 10 Contreras, recupero di Pollara da un 10 all'altro. Biagio Pollara vuole girarsi a impostare, cerca di far correre sulla fascia Sorrentino al vantaggio sulla corsa l'avversario che mette il corpo davanti e cerca di proteggere questa rimessa laterale, ma non riesce. Sorrentino se la va a riprendere. Pollara torna dietro, Tutone, protagonista del rigore procurato al primo tempo, quello che ha permesso a Pollara di sbloccare la partita. Giorgio Tutone gioca a sinistra, viene resa la palla indietro. Tutone al limite, ha lo spazio per calciare, ci prova ora. Conclusione ribattuta. Ribattuta il tiro di Tutone. Ora ha cercato un contropiede, Spalma, mentre Cinefra torna il cavallo del Cus Palermo, che non butta via, ma anzi ora vuole correre verso la direzione opposta con la palla tra i piedi. Si sovrappone Cinefra. Ancora Samuele Cinefra, poi si perde sulla giocata. Recupera il possesso, il Buon Pastore per pochissimo. Gira. H. Tranquilla là. Ferraro. C'è corto la Barbera disponibile, eccolo qui. La Barbera libero di portare palle e prendere mentre oltre la metà campo. La vorrebbe Scaccianoce. Prima Sorrentino lasciato tutto completamente liberi di giocare questa azione. I ragazzi del Cus. Arriva la parata in 2 tempi da parte di Francesco Curreri che riesce a contenere il tiro avversario. Zucchero saltavoto qui. Ricordo unica ammonito di questo primo tempo. La palla ritorna dalle parti di Contreras. Nicolas Contreras è fermato da Monterosso senza fallo, ma se la perde poi. E quindi Puccio cercando la corsa, la ripartenza di Nicolò Brunetti. Va a recupero il Cus da Cinefra e da Monterosso. Scarica. Cristiano Monterosso. H. C'è disponibile Garofalo dietro. Lui coinvolto su un'altra gestione e torna da chi l'ha servito, torna dal mittente, dalle parti di H. Gira.
Ferraro. Sale Ferraro con la palla tra i piedi. Gioca verticalmente, gioca dalle parti dell'11. Sorrentino Daniele. Ancora Sorrentino, a destra c'è spazio per andare da Pollara. Anche Cinefralli non sente, forse l'uomo arriverà alle spalle, finisce per perdersela qui. Biagio Pollara, il recupero del Cus, arriva rapido, lì da Monterosso alla Barbera. Il Cus ha bisogno di trovare quasi 3 punti per arrivare allo scontro diretto al primo posto settimana prossima, con il più grande entusiasmo sulla partita forse più importante di questa stagione. C'è cambio, doppio cambio nelle Cus Palermo. Buongiorno. Dai ragazzi, dai! Doppio cambio Cus Palermo. Vedremo chi starà per entrare per i padroni di casa con i primi 2 sostituti di questa partita. C'è un cambio, un doppio cambio anche nel Buonpastore. Intanto nel Cus entrano in maglia numero 15 Amato e maglia numero 18 Gabriel Ferrante. E nel Buonpastore pronto l'ingresso in campo del giocatore in maglia numero 17 Flavio Polizzi al posto del centravanti Federico Pioscianna, quindi Polizzi al posto di Scianna. Un solo cambio, poi non c'è un altro cambio invece nel Buonpastore. È uscito anche in maglia numero 8 Messina, vedremo se potrò ufficializzare l'altra sostituzione a momenti del Cus. Come già detto, entro nel maglia numero 15 Fabio Amato e maglia numero 18 Gabriel Ferrante. Doppio cambio. Solo. Se ne prendono, siamo al 6 minuto e 30. Ora la Barbera. Sul primo contrasto all'ingresso in campo dell'appena entrato Polizzi, che forse subisce un colpo da terra. Va giù Polizzi. La Barbera nel modo di gestire il pallone forse colpisce l'avversario per terra. Calcio punizione per il Buonpastore. Calcio punizione per il Buonpastore. Calcio punizione del Buonpastore. Punizione bianca e blu. In attesa del fischio da parte dell'arbitro. E va a lungo il capitano, va a lungo Tarantino, cercare la di rigore, esce bene Garofalo. Dritto sull'uscita, sicura Garofalo. Ancora lì, H. Si ritorna da K, rischia di perdersi così il pallone, forse su uno scontro con l'arbitro. Doveva saltare pure il direttore di gara, il signor Battaglia, qui H. Gioco fermo, la palla che ritorna in favore del Cus. La Barbera rischia qui sull'uscita, palla al piede, la palla torna ancora buona per il Buonpastore, che calcio da fuori, non riesce però a trovare la botta sicura dalla distanza, colpisce male qui Flavio Polizzi. Il Buonpastore per entrare in campo più propositivo, con voglia di insidiare di più la difesa del Cus Palermo. Chiaramente può gestire un bottino di un doppio vantaggio. Rinvio al portiere. La Barbera. Palla lenta per Sorrentino, trova un buon anticipo, la palla arriva ancora ad Amato. Sorrentini, buca centralmente, non arriva da Biagio Pollara qui. Non riesce a trovare il suo numero 10, Sorrentino, mentre già si preparano al prossimo ingresso in campo. Le squadre della prossima partita, saremo ancora live per gli allievi under 16 regionali con la gara tra Cus Palermo e TF Club. H allo scarico dal portiere, rischia troppo, invece di servirla di prima, la difende ora Davide H. Su di lui Spalma. Recupera! Ancora Spalma, recupera Buonpastore, palla persa dal Cus. Arriva Garofalo a mettere una pezza, a rimediare. Sicuro sull'uscita Garofalo. Ora la partita si accende perché Buonpastore deve sbilanciarsi. Portone uomini in avanti, anche forse un po' spezzandosi, prendendosi il rischio della ripartenza. Ma è lecito tentare queste giocate sul 2-0. 10 del secondo tempo. Tutone porta a sinistra. Tutone
porterò sull'esterno, l'ultimo tocco del 7 del Cus, rimessa laterale per il buon Pastore. Tranquillo, Giorgio, recupera. Contatto richiesto Recupera da testa. contenere sotto gli occhi dell'arbitro, non c'è niente, questa volta sì. Anda, testa, facciamo altro, ma vai bene. Calcio di punizione per il buon Pastore. Calcio di punizione del buon Pastore. Pronto a battere il capitano Francesco Tarantino. Mentre arriva un giallo. Giallo per la Barbera. Ammonito la Barbera, seconda ammonito di questa partita, un zucchero nella Barbera, 2 ammoniti per proteste. C'è la prossima. Oh, ma il chiodo non ci puoi fare. Calcio di punizione per il buon Pastore. Testa. Secondo ammonito della partita, il secondo nel Cus. Zucchero e la Barbera, entrambi per proteste, già lì superflui, non apprezzerà Devola in vista del prossimo scontro. Tarantino guarda l'aria, tocco destro la Barbera, Garofalo deve uscire all'intervento in anticipo, sicuro Garofalo sull'arrivo a tentare l'anticipo di Garofalo. L'arbitro però vede un tocco dell'attaccante del buon Pastore, rinvio al fondo, molto al limite questa scelta, molto al limite nell'assegnare questo rinvio al fondo. L'arbitro lascia proseguire il gioco dal portiere senza calcio d'angolo sotto il rinvio al fondo. Togliamola. H. Ferrante la prima palla sua partita gestita verso il 15, appena entrato Fabio Amato. Ora K. Garofalo. Si ritorna dalle parti di Ferraro, libero di giocare e portare questa palla in avanti su una pressione un po' timida alle spalle. Ferraro. Ennison di testa, c'è una seconda palla buona per Ferrante. Ferrante, poi Fabio Amato che si guarda intorno. Perdonate, Monterosso, Amato in mezzo al campo, disponibile in centro. Tutone ci prova, ribattuta, palla per Ferrante, chiude bene Ennison, riesce a rimediare, è pronta a calciare in porta il 18 del Cus. Ripartenza totale al buon Pastore, Cinefra contro il portatore di palla Ettore Spalma, e qui non vuole forzare, fino ancora la gestione che non riesce, però H. Ferrante anticipato da Ennison, seconda palla buona per Amato, un'altra volta Ferrante, 2 subentrate di questa partita. La Barbera verticalizza da Sorrentino, controlla, punta la porta, gioca corto da Ferrante, non arriva però alla ricezione di questa palla con Cinefra che calcia da fuori. Cinefra colpisce la traversa e poi Pollara da lì non sbaglia mai. Viaggio Pollara per 3 volte il capitano del Cus, trova il gol che vale il 3-0. Cus Palermo 3, Buon Pastore 0, si porta il pallone a casa. Viaggio Pollara ne ha segnato un altro con tanto di bacio verso le tribune e 3-0 per il Cus. 3-0 Cus Palermo. 3-0 Cus Palermo, manda un bacio a Viaggio Pollara, si porta il pallone a casa il capitano del Cus. 3-0 Cus, ha segnato Biagio Pollara. 3-0 Cus, si porta il pallone a casa Biagio Pollara. 3-0 sulla tripla firma del capitano, 3 volte Pollara. Rigore e poi su assiste la Barbera. E ora sulla ribattuta, segna gol che vale il 3-0. C'è un cambio. Sostituzioni da entrambe le parti, no, forse solo per il Cus. È pronto a entrare in maglia numero 16 nel Cus Palermo, Samuele Maniscaldi. Dentro Maniscaldi nel Cus Palermo. 3-0 al quarto d'ora, al 14esimo del secondo tempo. Arriva il 3-0 del Cus sulla tripla firma di Biagio Pollara. Comincia a mettere sempre più vantaggio davanti al Buon Pastore il Cus, con desiderio di prendersi il primo posto condiviso soltanto con il Palermo. Gestione Buon Pastore, ancora si gioca.
Comincia a parare. Lancio lungo in avanti. Palla che ritorna buona per il Cus. Oh! Si gioca dalle parti di Amato. Un minuto che Mesoggio non si può muovere, Mesoggio non si può muovere. Palla da Cinefra. Cercando ancora Fabio Amato, la gestione in mezzo al campo. Fallo commesso da Amato ai danni di Ettore Spalma e calcio di punizione che sarà per il Buon Pastore. Commesso fallo Amato su Spalma. Calcio di punizione per il Buon Pastore. Fischia l'arbitro, qualche di meglio qui sugli spalti, mentre occhio, Buon Pastore che vuole andare in area di rigore, arriva una buona gestione del Cus, ricominciando dal rinvio al fondo, rinvio al portiere. 0 Cus, tripletta di Pollara a portare il Cus al primo posto condiviso col Palermo, poi il discorso verrà rimandata domenica prossima qui al Comunale Concato di Monreale per lo scontro diretto per prendersi il primo posto in solitaria tra Cus e Palermo. Alla prossima ancora ci sono 20 minuti, circa 19 al termine di questo appuntamento. Rinvio dal portiere che sarà per il Buon Pastore. Siamo a 19 dallo scadere il primo appuntamento di questa domenica mattina. Tra poco al termine di questo, 11:45, altro calcio d'inizio previsto con Cus Palermo TF per l'Under 16 regionale. Poi ore 15:30, come già detto, Città di Monreale contro Punto Rosa per la prima categoria. Serie di cambi. Staffetta pure in porta nel Buon Pastore. Fuori Curreri, dentro Alessio Schimmenti, tra i pali per il Buon Pastore, mentre nel Cus Palermo altre sostituzioni, altri cambi. Il primo che riusciamo a individuare è in maglia numero 14 Francesco Nuzzo. In maglia numero 20 Gabriele Immesi. Sembra esserci però un altro cambio, vedremo. Abbiamo già sollevato una richiesta settimana scorsa con il nostro speaker monrealese, con Nonno Alfredo. Abbiamo sollevato una richiesta, un regalo nei nostri confronti, una lavagnetta per le sostituzioni, per alleggerire queste dinamiche di cambi con l'entrata e l'uscita dei giocatori. Mentre lascia il campo, questo possiamo dirlo con certezza, Biagio Pollara, protagonista assoluto di questa partita. Lascia il campo pure Zuccaro e lascia il campo anche Monterosso per lasciare spazio in campo ad Immesi. Nuzzo e maglia numero 13 pure Antonio Chianese, quindi ufficializzati tutti i cambi dopo la staffetta in porta del Buon Pastore. Unico cambio in questo slot, fuori Curreri per lasciare spazio tra i pali a Alessio Schimmenti. Quindi cambi effettuati, siamo all'esatta metà di questo secondo tempo di gioco. Un attimo che torniamo perfettamente in assetto gara e si può riprendere. Cinefra si libera del primo e gioca in mezzo su una palla difficile però da gestire. Manda via Ferraro, diventato capitano dopo l'uscita dal campo di Biagio Pollara. Rimessa che sarà per il Cus, ha toccato per ultimo Puccio. 17. Ferraro mantiene questa palla tornando dalle parti da K. Verticalizza dal 14, servito così Francesco Nuzzo. E ora K. Palla sui lati, non arriva ad essere servito qui sulla corsa Gabriel Ferrante. L'ultimo tocco è bianca e blu, la rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa laterale Cus, mentre si vede un altro cambio intanto nei padroni di casa. Dentro maglia numero 19 Gabriele Porcaro al posto di Daniele Sorrentino, altra sostituzione. Stavo per dire pieno ambiente Cus Palermo oggi in campo per questa partita. Oltre alla panchina solita di Davide Teola, c'è per il resto, arrivano anche il direttore sportivo per il settore giovanile Andrea Bruno, c'è anche Giuseppe Gentile nelle Cus Palermo, quindi tanta attenzione intorno a questo gruppo, sapendo l'importanza di questi nuovi gruppi Under 14, Under 16
che l'anno prossimo saranno impegnati in un campionato d'elite, dell'Under 15, Under 17 Elite, quindi c'è tanta attenzione nel far crescere questi ragazzi. Ok, la palla arriva a Porcaro, viene chiuso. E ora Amato allontana via il buon pastore. Cinefra posto vedere sui lati, protagonista di una traversa colpita qualche minuto fa. Samuele Cinefra. Parte ancora lui, poi inciampa sul pallone, sul più bello. Si è perso qui Cinefra, se la va a riprendere lui. Un contatto che non risulta falloso per Daniel 10. La palla ritorna sul recupero dalle parti dell'estremo difensore appena subentrato Alessio Schimmenti. E lancia lungo. Palla che torna ancora buona per il Cus Chianese. Spalma non la tiene, recupera poi subito dopo Chianese per poi allargare sui lati. Allontana via il difensore maglia numero 3, Antonino Lombardo. Cambiando fronte l'attacco sui lati opposti alle nostre inquadrature quando manca un quarto d'ora. Che Ferraro è scivolata a chiudere in maniera sicura, netta e decisa Fabio Polizzi. Sicuro Ferraro sull'intervento in tackle. È rimessa laterale per il Cus ora. Giocherà a casa la perda, arriva su di lui Edison al contrasto, l'ultimo tocco però del 6 del buon pastore, rimessa tale per il Cus Palermo. Quando ci avviamo verso il termine di questa partita, sono ancora 14 minuti, la partita è ancora lunga, circa metà, però il Cus è indirizzato bene, ma oltre al contropiede, corre Ettore Spalma. Corre Spalma, arriva lì Ferraro, dritto al contrasto, dritto sul pallone, non si passa da lì, rimessa laterale del buon pastore. Gestione. Cercando ancora il 10. Anticipo di Chianese. L'ultimo tocco è stato del difensore in maglia numero 13 del Cus Palermo. Rimessa al buon pastore. Viene messo giù poi. Contatto. Per l'arbitro non c'è fallo. Si lamenta Contreras. Era pronto a fischiare il signor Battaglia. Ha lasciato proseguire il gioco senza regolare il vantaggio. Non c'era fallo su Contreras, secondo il direttore di gara. Poi si chiariscono i due. La rimessa laterale sarà per il buon pastore. È pronto un cambio nel buon pastore. Dentro in maglia numero 16 Giuseppe Sedan al posto di Puccio. Fuori Puccio, dentro Sedan nel buon pastore. Pronto a riprendere, rimessa tale che sarà per il buon pastore. Con Lombardo che va in aria, ma solo dalle parti di Samuele Cinefra. Amato in aggressione, Chianese di testa la mantiene ancora in aria e manda via Cinefra. Scarico di prima, in Messi. Chianese si gira bene, ritorna dietro con calma, gioca il Cusso, anche rischiando un po', poi Cinefra non vuole più questo rischio, allontana via. Lombardo riversa in area di rigore. Ferraro protegge l'uscita sicura da parte di Garofalo. Blocca Garofalo. Ora Cinefra. Lancia il Cus alla ricerca di Ferrante che cerca un controllo quasi impossibile. Aspetta come poteva essere svolto. Anche a contrasto, non lascia passare l'avversario, rinnova il duello, poi va giù. Senza fallo. Armando Fraccone. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Mentre ci avviciniamo agli ultimi 10, siamo a 11 dalla fine di questa gara. Ricordo saranno due tempi a 35 per un totale di 70. Giro poi la buon pastore ora per andare alle parti di Lombardo. Bene, qui di prima Lombardo prende l'ampiezza e va a cercare l'appena entrato in campo Giuseppe Sedan, la prima palla della sua partita. Non passa, lì su Samuele Cinefra e vince il contrasto. E lei esce cercando in Messi, scaricando di prima da Fabio Amato. La richiede Porcaro, poi la sua, controlla, si gira e va in avanti, Gabriele Porcaro. Porta palla il 19. Porcaro apre sui lati, apre sull'ampiezza mentre continua a correre. Lì sui lati Amato va in mezzo, Fabio Amato. Trovato Amato, destro, arriva il gol, ha chiamato il poker e Fabio Amato
destro in buca d'angolo, conclusione precisa, imparabile. Cus Palermo 4, Buon Pastore 0, continua ad allungare ancora il Cus, segna Amato, segna all'ora esatta di gioco, aprendo un destro preciso, Porcaro comanda il contropiede, serve l'assist per Amato che la mette con il destro angolatissimo a fil di palo dove non è arrivato, non può arrivare qui Alessio Schimenti, 4-0 per il Cus. Cus Palermo 4, Buon Pastore 0. Ha messo un altro gol sul vantaggio. Il Cus cerca ora di eguagliare il risultato dell'andata. Terminata per 6-0 all'andata per i ragazzi del Cus. Momentaneamente 4 di distanza. Altri cambi. Ancora il Buon Pastore. Dentro in campo Gabriele Ferrara. Un'altra soluzione ancora da identificare però. Vediamo se riuscirò a comunicarvelo tra qualche minuto. Cus Palermo 4, Buon Pastore 0, oltre Pollara, arriva pure la firma di Fabio Amato. Chianese, Amato, fresco di gol, qui vuole un dribbling in mezzo a due, che rischia di strafare, finendo questa palla, finendo per perdere questa palla, perdonatemi. Altro anticipo, Maniscaldi, rientra, c'è disponibile il 14 chiamato alla gestione, bene qui in maniera comoda Francesco Nuzzo inizia a prendere questa palla e scaricarla dietro sulla salita, palla al piede del suo nuovo capitano Ferraro. Questa la perde però all'arrivo in avanti. Sedan rientra tornando dietro. Poi tocco incerto, Sedan a controllo, su di lui si sganciano due maglie rosse in marcatura. Chianese di Surlo, la palla arriva fuori dalle parti del 10, Nicolas Contreras cambia tutto e prende l'ampiezza lungo la fascia di sinistra. Fraccone verso Polizzi, fermato senza fallo secondo il signor Battaglia. Tranquillo. Si riprende dalle parti di Garofalo che torna a recupero. Cinefra. Nuzzo. Ferraro. H. Gioca il Cus Palermo. H libertà di portare questa palla in avanti, poi sbaglia il tocco verso Nuzzo, risulta lungo per lui, la palla ritorna dalle parti di Sedan che non riesce a toccare, poi arriva su un intervento timido di Cinefro, non da lui sicuramente. Sedan non riesce a sfruttare un'ottima occasione che passava da 3 piedi. Porcaro, rincorso la spalma, Porcaro ancora, tenta di andare in aria, nessuna deviazione sul suo tocco, ma fatto sa che arriva la presa sicura da parte dell'estremo difensore avversario, appena entrato in campo Schimmenti ha subito un gol dal suo ingresso, difficile arrivare su quel tiro angolatissimo di Fabio Amato. Ferraro svirgola un po', c'è Garofalo a sostegno e va da Sedan poi. Sedan regala ancora al 14, regala Nuzzo. Ferrante, ancora a destra, eccolo qui Ferrante, servito ora. Porcaro Ferrante, ritorna da Nuzzo, calcia lui, colpisce male, non riesce a dare potenza sull'impatto di questa conclusione. H. Ferraro ribatte in avanti, la palla che resta contesa tra il 10 Contreras, i giocatori su di lui, alla meglio così, ora in Messi che va corta la gestione verso Ferrante che prova a far curare Porcaro, palla troppo lunga, non arriva il 19 del Cus Palermo, si riprende dal portiere. Ripartenza, prova ad andare Fraccone sui lati, indirizzando verso il 17 che era nettamente oltre, lascia proseguire per il gioco l'arbitro, sembrava essere oltre qui l'attaccante del Buon Pastore. La palla ritorna sulla gestione di Garofalo. H. Giocando dalle parti di Porcaro, autore dell'assist sull'ultimo gol del Cus. Porcaro e poi Cinefra. Samuele Cinefra. Andò pure lui vicino al gol qualche minuto fa. Gli manca soltanto la firma da una partita di straordinaria attenzione giocata dalle 5, uno dei profili più interessanti del girone. Di prima e Messi, prova a rivolgere la palla verso Nuzzo, anticipo forte da parte del capitano Tarantino del Buon Pastore. Tra i migliori in una formazione in difficoltà come quella del Buon Pastore oggi.
rimbalzo Sedan oppure Cinefra. Samuele Cinefra sembra aver toccato per ultimo. L'arbitro al segno, una rimessa laterale per il Cus. Ha toccato per ultimo Sedan, secondo l'arbitro. Difficile poter tenere ragione qui. Sembra aver toccato Cinefra, l'unica scusante. Forse il suo tocco era arrivato dopo che la palla attraversasse in laterale. Comunque ci siamo, si gioca, sono 5 minuti finali, 4-0 per il Cus, che ha comandato questa partita rischiando il meno possibile per prendersi questo primato in classifica condiviso con il Palermo, per poi ristabilire l'appuntamento a domenica prossima sul big match che deciderà la vera capolista di questo girone. Fallo commesso poi Dani delle 10 che risponde a un contatto di Immesi. C'è un giallo intanto per Immesi, ha ammonito il 20, forse anche per la reazione. Fallo su Contreras, ammonito Gabriele Immesi. 3 gialli del tutto superflui nelle Cus, 2 per proteste, 1 per questo contatto. Calcio di munizione Buonpastore quando siamo a 4 dalla fine, 4 al 70esimo. Sedan cercato, deve uscire Garofalo, esce in maniera sicura, tocca il pallone, poi sicuramente va a contatto con l'avversario, ma prima si lancia dritto sulla palla. Calcio d'angolo. Manca poco. Calcio d'angolo, Buonpastore dalla bandiera di destra, si presenta per mettere in gioco Nicolas Contreras. Mentre noi entriamo soliti dentro l'area di rigore grazie alla nostra LTV Cam. Calcio d'angolo, Contreras dalla bandiera di destra, come ho già detto. E blocchi già schierati in area di rigore. Cross verso Garofalo, tocca, cambia direzione, la palla resta ancora viva. Cercare l'11, poi là dentro, non indirizza verso la porta, qui il 17 resta ancora vivo per il pallone. Contreras si lancia sulla palla, qui Polizzi, la palla è buona per lo scatto ora di Cinefra che permette la corsa di Chianese, corre con la palla tra i piedi Chianese per andare sulla altrettanta corsa di Immesi, rincorsa alle spalle, mette il corpo davanti il difensore del Buonpastore, riesce a mandarla via Gabriele Ferrara, sfruttando anche la differenza di stazza delle due, più piccolino, più scattante Immesi, più fisico sicuramente Ferrara, e poi accompagna sui lati, rimessa laterale per il Cus Palermo. Porcaro, raddoppiato, il dice Tarantino, sicuro nell'andare all'intervento, solo il pallone colpisce Tarantino, come ho già detto, tra i migliori del Buonpastore, tra i più attenti, almeno su una partita condotta in difficoltà tecnica in mezzo al campo. Calcio d'angolo Cus. Palla a cercare il secondo palo, bene verso Cinefra, non arriva a metterla però verso la porta. Ora altro duello, prova ad andare Polizzi, gliela strappa lì Porcaro. Palla che arriva sui lati, rimessa al laterale per il Cus Palermo che vuole concludere in avanti quanto ha condotto durante questa partita. Mentre, noto con piacere, siamo ancora circa 40 spettatori collegati. Rinnovo il mio invito a lasciare un mi piace per supportare questa diretta, un'iscrizione al canale, del tutto gratuito, ma un supporto diretto al nostro progetto. Rimessa Cus, giocando dentro l'area di rigore alla ricerca delle 18 delle Cus Palermo che entra ora in area di rigore, viene controllo subito dopo. Va bene. Ultima direzione bianca e blu, intervento sicuro sul pallone del difensore del Buonpastore, c'è anche fair play, chiarimento 3-2, gara fluida, scorrevole in campo, anche corretta. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo Cus Palermo. Palla messa in mezzo, solo Cinefra colpisce un rivolto di pesta un po' i piedi con il compagno. Può rimetterla Porcaro, ma tante maglie su di lui, cercando uno scarico dietro, Sedan e Lombardo lo chiudono, Porcaro va giù, ha preso una botta. Vuole ripartire Buonpastore, c'è sicuro Ferraro, che ora calcia pure in porta Ferraro dalla lunga distanza, ribattuta, Porcaro trova il gol, nonostante la posizione di partenza sembrava essere molto dubbia, trova il gol che vale 5-0 tra le proteste del Buonpastore.
Cus Palermo 5, Buon Pastore 0, Porcaro, lì fermo, scappa dalla vista dell'arbitro, ne approfitta e trova il gol che vale, 5-0. Cus Palermo 5, Buon Pastore 0, al 70°. Trova il gol del 5-0 il Cus. Con tutti attorno all'arbitro, la rete ormai è convalidata, non penso possa fare un passo indietro il direttoriale del signor Battaglia. 5-0 Cus, al 70°. Sfugge via dalla vista del direttore di gara. Qui Porcaro si va a trovare pronto, lui fa il suo e la mette in rete, 5-0. 5-0 Cus Palermo. Rete convalidata. Non ho avuto dubbi nel convalidare l'arbitro. Mentre arriva un Ma perché? rosso per Cinefra. Rosso per Samuele Cinefra. Con il gol convalidato Cinefra si fa espellere e salterà il Palermo. Ingenuità totale. 5-0 Cus, 3 ammoniti nel Cus Palermo e un rosso per Samuele Cinefra, uno degli imprescindibili. Ma perché? 2 di recupero, espulso Cinefra, salterà il Palermo. Minchia, ma perché? Incredibile. Minchia, perché? Salterà il Palermo Samuele Cinefra. Con Pollara che non accetta sicuramente il suo capitano. Si riprende, tu devi recuperare comunità dell'arbitro. Se vediamo se lascerà recuperare la partita ora come dovrebbe essere o dal 70°. Mentre noto con piacere che avete anche ascoltato la mia richiesta di lasciare un like. Ringrazio tutti per la compagnia durante questa domenica mattina. Ringrazio tutti per gli ascolti. Comunque l'arbitro è uscito un rosso diretto per Cinefra. Sarei curioso di sapere cosa è successo lì. Porcaro. Apertura a destra verso l'esterno d'attacco del Cus che va dentro a cercare la palla di prima messa in mezzo. Buona qui la giocata di Amato nel tentare di servire l'assist. Si ricomincia sulla gestione del Buon Pastore. Anticipo secco di Chianese su Sedan. Prova a insistere lì sui lati il Cus. L'ultima direzione è stata rossa. Il rinvio al fondo sarà per il Buon Pastore. Unica macchia in una domenica mattina perfetta per il Cus Palermo. 5-0, vittoria, primo posto condiviso e porta inviolata. Si macchia con il rosso per Samuele Cinefra. Su una situazione in cui è stato convalidato un gol. Stanno protestando gli avversari. Arriva Cinefra. Il rosso per lui. C'è un po' sorpreso. Tu non lo sai cosa gli ha detto. Palla lì. Recupera Ben Ennison. Siamo nei 2 minuti di recupero. Oltre i 2 minuti di recupero, c'è da dire che l'ha segnata al 71°. Si è ripreso a giocare al 71°. Siamo ora al 73. Vedremo quanto ancora ti giocherà perché la palla arriva in un rinvio al fondo. Con l'arbitro che porta il fischietto alla bocca. Fischia 3 volte e manda le squadre in spogliatoio col Cus Palermo che vince per 5-0. Una vittoria che lascia un po' di amaro in gola, visto l'assenza di uno degli imprescindibili del Cus che salta la partita con il Palermo. Cus Palermo 5, Buon Pastore 0. Finisce così questa partita, vince il Cus, si va a prendere il primo posto con 3 gol sulla differenza a reti maggiore al Cus. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per questa prima domenica mattina passate insieme. L'appuntamento ora verrà rimandato alle ore 11:45, tra circa mezz'ora, quando scenderanno in campo Cus Palermo contro TF Club, per poi concludere la nostra domenica di sport. Questo pomeriggio alle 15:30 per Città di Monreale contro Punto Rosa. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la compagnia, per la visione ancora. Un saluto da Filippo Alongi. Buon proseguimento di giornata, grazie sempre.